Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Teleeuropa Network ti segue ovunque. Disponibile per tutti gli utenti Android e Apple. Ti aspettiamo. Buon pomeriggio amici di Teleeuropa Network, Franco Segreto per questo speciale di replay targato 31 maggio 2018. Ieri si è svolto a San Vito Marulla il primo round dei quarti di finale, la gara tra Cosenza e San Benedettese è finita 2-1 per la formazione di Braglia. Sentiremo poi quello che hanno detto il Presidente, per la verità, della San Benedettese Fedeli, perché non si è presentato a Moriero in sala stampa a fine gara. Sentiremo quello che ha detto Braglia, vedremo gli highlights di questa partita. Avremo una diretta telefonica con il direttore Peppe Ursino, che salutiamo, del Crotone Calcio, e poi dalle 15:30 in poi saranno aperti i nostri microfoni per le telefonate. Qui ci sono gli ospiti che vado subito a presentare e potete rivolgere a loro qualsiasi tipo di domanda. Grazie a mister Gagliardi, allenatore del Cosenza Calcio e della Triestina. Gianluca, grazie per essere intervenuto. Grazie al collega di Gazzetta del Sud, l'amico Scarpelli, Vittorio. Grazie. Ciao, Vittorio. Ciao a tutti, grazie. E poi naturalmente il nostro opinionista Aldo Cennomo. Salve. Grazie Aldo, so che sei stato al mare, so che sei stato in contatto anche col comune di Cosenza, col sindaco, poi ci dirai poi vi dirò nel corso della trasmissione le novità che stanno per maturare proprio matureranno nelle prossime 24 ore. Allora vogliamo fare un giro su quella che è stata la gara, dopo vedremo gli highlights con mister Gagliardi. Iniziamo proprio da lui, un Cosenza ben messo in campo nei primi 45 minuti, forse avrebbe meritato qualcosina in più per la mole di gioco prodotto. Io per la verità sono rimasto un po' sorpreso da questa San Benedettese, mi aspettavo di più, invece è volata un po' basso, forse Moriere era arrivato in città per conquistare un pari, poi magari pensando al ritorno domenica prossima me la giocherò in casa. Mister Gagliardi. Condivido in pieno quello che hai detto, hai sintetizzato il concetto nel senso che valgono tutte e due le cose. Secondo me la San Benedettese, come da pronostico, non è una squadra che diciamo gioca a ritmi alti o ha nella fisicità la sua forza. È una squadra ben messa in campo che gioca a calcio, però nell'organico ieri da subito ha dato l'impressione di essere inferiore al Cosenza sotto l'aspetto fisico, mentale, reattivo, arrivavamo sempre prima sulla palla, insomma tutte quelle cose che anche dovute secondo me a un'età media, una responsabilità in mezzo al campo data a un giovane magari bravino quale Bove che è un 98 ma forse un po' troppo acerbo per alcune gare. Io gli ho dato l'insufficienza per la verità, non l'ho visto, si è perso un po', nei meandri della gara si è un po' perso. Franco, tu sai meglio di me, visto che ne hai viste di più, che in ogni partita le migliori azioni nascono da un errore dell'avversario o da una palla persa. Anche ieri, io ho rivisto qualche immagine al volo prima di venire qui in studio, proprio per avere le idee più chiare, ma tutte le occasioni sono nate da palle sporche, da palle perse, da errori, come purtroppo il nostro gol, perché è vero che forse potevamo fare qualche gol in più, ma bastava non prenderlo perché il 2-0 è il risultato forse più onesto e più logico per quello che abbiamo visto. Concordo perfettamente, siccome sono arrivate un bel po' di mail e vogliono capire, sapere, conoscere i nostri telespettatori quello che succederà nella seconda gara. Il problema sta in questi termini: il Cosenza praticamente domenica prossima si giocherà alle 20:30 e la partita San Benedettese-Cosenza sarà in diretta su Rai Sport, quindi lo ripeto, in diretta su Rai Sport San Benedettese-Cosenza alle 20:30 domenica sera. Il Cosenza praticamente può giocare su 2 risultati su 3, può pareggiare o vincere. Se dovesse perdere, lo ripeto e lo segnalo, lo sottolineiamo, se dovesse perdere con qualsiasi risultato, a passare il turno sarebbe la San Benedettese. Vittorio Scarpelli. Perfetto, così abbiamo chiarito. Sì, abbiamo chiarito perché arriva ma i tempi supplementari. Signori miei, i tempi supplementari in questa fase non esistono. I tempi supplementari, si parlerà, e ce lo auguriamo tutti, di tempi eventualmente supplementari, nella semifinale, ma in questa fase non esistono. Vittorio Scarpelli. Sì, vale un po' la regola del turno precedente con il Trapani.
Quindi io insomma ho visto obiettivamente un buon Cosenza sulla falsariga di questo avvio playoff. Ha fatto la partita, ha avuto l'unico problema è stato probabilmente ci sono stati quei 15-20 minuti di sbandamento prima e dopo il gol, poi però la squadra è stata all'altezza, obiettivamente ha ripreso a macinare gioco, addirittura ha sfiorato il 3-1 poi nel finale. Forse l'unica cosa che è mancata a questo Cosenza, un po' come nella gara col Trapani, non è stato sufficientemente cinico sotto porta, perché questa era una partita che obiettivamente poteva essere conclusa con un bottino ancora più congruo anche a ciò che ha mostrato la squadra. Adesso però sono curioso di capire come Moriero cercherà di far male al Cosenza, perché la partita, se ancora le regole insomma, che ha spiegato Franco non fossero chiare, la deve fare la San Benedettese. È chiaro. Allora, Aldo Cennamo, tu ieri eri allo stadio, eri vicino al Presidente, ti sei consultato, hai parlato insieme al dottore Federico, che salutiamo entrambi. Che Cosenza hai visto, che San Benedettese, quali potrebbero essere i rischi del ritorno al Riviera delle Palme, dove ci saranno 15.000 spettatori, quindi un catino, un campo all'inglese. Poi leggeremo anche qualche messaggio che sta arrivando, di tifosi che incitano i lupi. Vai. Innanzitutto bisogna ringraziare e dire soprattutto grazie ai tantissimi tifosi che sono venuti allo stadio. È stata una cornice e una scenografia eccezionale che non si vedeva da molto tempo, forse più di quella di Pordenone, mi pare di avere visto. E quindi già il fatto stesso che è stata data l'agibilità alla tribuna B significa che c'è stato era tutto un vedere il San Vito ieri, e quindi già questo la dice lunga su quello che può essere il seguito di questa città, di questa provincia e di questo pubblico. Per quanto riguarda la partita, io ho visto la San Benedettese intimorita, sì. Non so se era intimorita dal gioco del Cosenza oppure dal pubblico che incitava alla grande. È stato il 12° uomo in campo. Il Cosenza nel primo tempo ha dominato letteralmente, ha detto Scarpelli, ha fatto bene. Se fosse stata più cinica in sottorete probabilmente la partita era già chiusa ieri, un 4-1 potrebbe essere il risultato migliore. Loro hanno fatto mezzo tiro in porta, un'uscita sulla fascia sinistra di Bellomo, mi pare, e un passaggio radente tra la difesa, e purtroppo lì si è preso gol. Tutto il resto era noia della San Benedettese. Poi il Cosenza, abbiamo visto la grande forza di questa squadra, la grande capacità di stare in campo, la grande determinazione, l'attaccamento alla maglia, il modo di andare sulla palla dei giocatori, un Palmieri straordinario. Abbiamo visto che la squadra ha giocato per 95 minuti, abbiamo visto che negli ultimi 15 minuti la squadra aveva voglia proprio di vincere, di fare il gol, di andare al San Benedetto con un gol in più rispetto al pareggio, perché il pareggio era molto rischioso, e quei 15-20 minuti più il recupero è stato, e ci abbiamo avuto 3 palle gol. Poi Baclé ha fatto un gol straordinario, un grande Baclé quando è entrato al posto di Okereke, e poi Tutino negli ultimi 2 minuti del recupero purtroppo ha mancato un gol, che se fa lì gol lo stadio viene giù, perché il 3-1 sarebbe stato un risultato molto ma molto già stretto. Ti devo interrompere perché c'è una dichiarazione del presidente del Cosenza Calcio che è arrivato in questo momento, Eugenio Guarascio, che all'indomani della vittoria contro la Samba ha inteso rilasciare alcune dichiarazioni. Vado a leggerle subito così poi le commentiamo. Il nostro sogno continua ed è giusto così, dice Guarascio, lo meritano innanzitutto i ragazzi, mister Braglia, mister Braglia, questo è significativo, caro Aldo. Finalmente. Tutto lo staff tecnico e lo staff societario, lo merita il meraviglioso pubblico di Cosenza, che anche ieri sera ha dimostrato che davvero il 12° uomo in campo può determinare le sorti di una partita. Cosenza e il Cosenza meritano tutto questo. I ragazzi hanno scritto un'altra bella pagina di questo sogno che si chiama Serie B. Al termine di una partita bella, combattuta, sofferta, abbiamo meritato di vincere contro un degno avversario, con correttezza, pulizia e sportività. Anche questo è un passaggio significativo, che è l'arma in più dei nostri ragazzi. Ieri sera è andato tutto per il meglio e sono certo che lo stesso avverrà domenica sera a San Benedetto del Tronto. Il Cosenza si giocherà fino all'ultima goccia di sudore il passaggio del turno.
Questo è l'unico messaggio che mi sento di lanciare in vista della gara di domenica, via Lupi via, chiuse virgolette. E insomma il Presidente si lascia un po', mi fa piacere perché viene contagiato dall'entusiasmo, l'asticella sale come dice Braglio, no, mister Gagliardi, anche lui che è sempre sobrio, sempre uno, adesso praticamente ha dato a Cesare quel che è di Cesare. Ma penso che sia una reazione naturale a quello che si è visto ieri, perché per un presidente avere 11.000 spettatori insomma, è sempre qualcosa di positivo, non solo dal punto di vista calcistico ma anche economico. L'incasso è stato, a chi ancora non lo avesse letto, di 101.000 euro. 100.000 euro, signori miei. Mi pare che siano 40-40-20 sì. O giù di lì, 35-35. Anche al ritorno saranno 40. Al ritorno saranno, quindi voglio dire, anche se si divide la torta, 40.000 euro sono significative, voglio dire, per una squadra di Lega Pro. Vorrei sottolineare questo, perché prego. Secondo voi, chiedo, è stata una sorpresa per me, ma non perché il Cosenza non ha questo potenziale, perché chiaramente forse venendo a mancare la provincia pensavamo, e penso perché comunque in percentuale sarà stata in misura molto ridotta, arrivare a un numero del genere significa che la città ha una fame di calcio che insomma questo è sotto gli occhi di tutti. Ti aggiungo una cosa importante. Sentiamo Aldo. Ti aggiungo una cosa importantissima. Fino alle 10:15 di martedì sera avevamo la disponibilità per 8.600 posti. Quando alle 10 mi è arrivata la notizia, io l'ho messo poi sul post del Facebook, che il prefetto, la questura aveva dato l'ok. Questura e prefettura. Per aprire. Alle 11 del mattino la tribuna B ha avuto circa 3 o 4 mila biglietti venduti, proprio nel giro di quasi 4 sì, perché bravissimo, c'era un numero eccezionale, Aldo, che io non mi ricordo se il centenario ha superato i 12.000. Sì, mi pare, se non ricordo male, l'anno scorso col Pordenone i numeri erano simili. Più o meno simili, col centenario mi pare che qualcuno in più. No, il centenario sì, abbastanza in più. Però insomma la fame di calcio che c'è il mister c'è fame di calcio, si parla, insomma adesso dove vai anche, voglio dire, in qualsiasi negozio, in un supermercato, in un tabaccaio, sai, questa è una squadra in un bar, si parla solo esclusivamente che cosa ne pensate, Franco. Ce la possiamo fare, le squadre come sono, la squadra di Toscana, com'è la San Benedettese in casa. Io vorrei ricordare che la San Benedettese bisogna prenderla con le pinze perché ha perso 2-1 a Piacenza e poi ha battuto 3-1 la formazione emiliana in casa alla Riviera delle Palme. Perché? Perché è una squadra che, come dice Braglia, e poi lo sentiremo, che si trasforma tra le mura amiche. C'ha quel bell'uomo, poi sentiremo Fedeli che il presidente, mi ricorda, lo ripeto ancora una volta, un po' Zamparini del Palermo, vuole fare tutto lui, desidera fare tutto lui, ha detto che i giocatori del Cosenza gli hanno azzoppato addirittura al 28esimo della ripresa Bellomo, che era l'unico giocatore, anche perché ha militato in Serie A, che poteva dar fastidio al Cosenza. Vedremo poi quello che succederà nella gara di ritorno, ma non mi pare che si possa addossare la colpa o i privilegi o le fortune di una squadra su un solo giocatore, o no, mister? Sarà bravo, Bellomo ha giocato col Torino, col Chievo Verona, ha trascorso importanti, però insomma ce ne corre. Oggi giochi in Lega Pro significa che evidentemente qualche limite ce l'ha anche lui. Ma per mettere un po' i piedi tutti quanti per terra, sottolineiamo che al di là della forza della San Benedettese dipenderà, oggi abbiamo una consapevolezza più di ieri che dipenderà dal Cosenza, perché ieri si è dimostrata squadra superiore, con quella fame, quella cattiveria, quella voglia di primeggiare su ogni pallone che, se confermata anche in quel di San Benedetto, come è successo già con il Trapani, non mi voglio sbilanciare, ma tranne episodi negativi ce la possiamo fare. Il Presidente è sempre presente quando si tratta di fare questi comunicati importanti dopo una vittoria, ma dobbiamo pensare alla partita, perché poi sarà il risultato finale quello che determina il passaggio, il tutto. Aldo Cenema, allora poi volevo sentire anche Vittorio Scarpelli. Aldo, so che c'è qualcosa che si muove per quanto riguarda il look dello stadio Marulla, è vero? No, c'è domani, io... Ecco, c'hai qualche notizia di prima mano? Ho parlato col sindaco ieri sera, anche stamattina ci siamo... Lo salutiamo il sindaco Mario Chiuto, che ieri era allo stadio. Ha fatto un buon lavoro, sulla tribuna B è stato eccezionale, ha messo a disposizione tutta la sua struttura e nel giro di 48 ore la tribuna B è diventata... il 12° uomo in campo, perché tutti aspettavano l'apertura. Cioè domani il sindaco è a Roma, un incontro ad altissimo livello, caro Franco, tra i vertici
Domani, di Lega B e tutti quegli altri che hai detto, sportivo eccetera. Domani ci sarà la fumata bianca per quanto riguarda tutta la situazione per quanto riguarda la cittadella sportiva. Domani i finanziamenti e tutto quanto, il sindaco domani farà poi un comunicato, ci sarà questo incontro a Roma, lui me lo diceva ieri, dice sei in televisione con Franco, date questa notizia, mi fate cosa credete perché è una cosa molto ma molto seria. È importante, Vittorio, possiamo riprendere poi. Anche oggi e questo pubblico di ieri dimostra che se facciamo questa cittadella, i 20.000, se andiamo come spero in Serie B, perché noi andremo in Serie B, possono veramente essere con tutto il connesso, ristoranti, sala giochi, tutta una serie, un impianto modernissimo che Cosenza e la città di Cosenza merita. Benissimo. Vittorio, se vuoi aggiungere qualcosa, no andiamo a vedere gli highlights. So che oggi l'ha annunciato. L'ha annunciato Vizza oggi, l'assessore Vizza, la presentazione del meeting ha detto più o meno queste cose. No, giusto una piccola chiosa sul discorso Guarascio, perché nel comunicato hai fatto bene a sottolinearlo, Franco, quando parla di sportività. Cioè, io penso che non sia stato il solito comunicato di giubilo dopo una vittoria. In realtà lui ha voluto puntualizzare che l'andamento della partita è filato liscio, rispondendo in maniera garbata a ciò che ha detto Fedeli, invece in maniera secondo me anche delirante. Poi lo sentiremo, Fedeli. Allora, Enzo Leonetti, se siamo pronti, ringraziamo Enzo Leonetti in regia. Poi abbiamo Michele Cava alla Camera e poi mi pare che abbiamo Luca Chito e Giuseppe Costanzo alla messa in onda. Vogliamo andare a vedere gli highlights della partita così li commentiamo insieme ai nostri amici qui in studio. Ecco qua, l'ingresso in campo delle due squadre. Cosenza in maglia rosso-blu, in maglia bianca la San Benedettese. Guarda caso non si vedono i numeri. Vittorio, ci avete fatto caso? Sì. Cioè, ma dico, avete voi una persona, un presidente, un team manager, un addetto stampa che fa notare che i numeri non si leggono? I numeri della San Benedettese abbiamo avuto difficoltà, nonostante noi usiamo in tribuna stampa rialzata. Benissimo, abbiamo come dire, il binocolo da teatro, non siamo riusciti a leggere i numeri. Qui abbiamo visto un tiro praticamente che è stato salvato sulla linea del portiere, dell'ex portiere da Cosenza, Perina, salvato da Valente, e poi c'è il drop e un Eurogol di Bruccini. Una rimessa, nasce il tutto da una rimessa laterale di Corsi, c'è una spizzata di testa di un difensore Patti, mi pare insieme a Mirko Miceli, salutiamo il papà Carmelo. Ecco qua, la rimessa laterale di Corsi, poi ci sono due che vanno a colpire di testa, la palla perviene a Bruccini, al limite dell'aria, stop, droppo a volo e lì Perina la sfiora. Non poteva farci nulla perché è veramente un gran bel gol. Qui ancora il Cosenza in avanti con Mungo e Mirko Miceli che praticamente mette la palla in fallo laterale. Ancora il Cosenza tambureggiante in area di rigore, Conson ci mette il piatto e non arriva Tutino a ribadire il rete. Ancora un tiro di Mungo che viene praticamente deviato. Signori miei, contate, potete contare tutte le azioni da gol che praticamente ha costruito il Cosenza. Qui si rivede finalmente ma senza poco costrutto la San Benedettese. Qui c'è un altro cross di Orazio, arriva di testa mi pare Tutino, e qui c'è un salvataggio che praticamente Corsi anticipa davanti a Saracco un avversario. Cosenza ancora avanti con un tiro dalla distanza di Palmiero che si perde però a 2 metri alla sinistra del portiere. Ancora in avanti, qui c'è una percussione sulla sinistra, non abbiamo capito se è Valente oppure se è Bellomo. Bellomo che prende palla. È Bellomo, giusto? Sì, sì. Che si incunia a sinistra e fa la differenza, ha fatto una bella cosa. Questo qui è il 9 dovrebbe essere Bellomo, no? Sì, sì. Perché il numero non si legge Bellomo, sì, non è Valente. Vittorio non è Valente, è Bellomo, sì, sì, perché purtroppo siamo stati ingannati un po' tutti dai numeri, dai numeri. Sì, sì. E qui c'è l'ingresso in campo di Baclet sull'1-1 al posto di Occherè che Cosenza con Corsi dalla destra, un colpo di testa di Baclet però sbagliata e la mira. Ancora Cosenza in avanti, ping pong, non ci arriva Baclet su un assist di testa, e ancora il Cosenza in avanti, una bella azione, qui sempre Miceli che allunga il piede sinistro e mette la palla in calcio d'angolo. Cosenza ancora in avanti alla ricerca del gol, Idda la rimette al centro per Baclet, diagonale, sporco mister perché viene toccato da qualcuno, viene ingannato anche Perina, 2-1 per il Cosenza. Al cielo le imprecazioni di Moriero, qui vediamo gli 11.000 Dermacu, poi Idda, la palla passa sulla testa di Conson,
poi Baclet Era tira, difficile, piccola e leggera deviazione, palla in rete. È il 2-1 per il Cosenza e qui Tutino, peccato, qui Tutino si divora il 3-1 con una ripartenza e siamo sui titoli di coda. Robby Lotta di Salerno che ha arbitrato all'inglese, mister, e diciamo al limite del regolamento, per me ha guadagnato la sufficienza perché è riuscito a tenere bene in pugno la gara. Sei d'accordo? Torniamo in studio, grazie. Bisogna essere onesti, la partita è iniziata con un fallo di Munco a metà campo da dietro, poteva starci il giallo, non l'ha dato e di conseguenza poi ha tenuto quella linea là, pertanto nulla da eccepire. Per quanto riguarda la partita abbiamo visto che sia il pari loro, nato da un rimballo sfortunato di Idda in aria, sia il nostro, vedi, poi il calcio dà e ti ridà alla stessa maniera. In sostanza abbiamo visto una sola squadra in campo, una squadra che oggi, non me ne voglia nessuno, ma deve seguire il suo allenatore perché... questo l'ha sempre detto Aldo. Io vado negli aneddoti, in quelle particolarità che mi piace guardare. Lo vedo in questi playoff molto concentrato alla partita, sempre presente, sempre sul pezzo, guarda quello che fa gli avversari, chi si riscalda, chi sta per entrare, è molto attento ai particolari, non si lascia trascinare dagli entusiasmi e ieri anche, come ha detto Vittorio, dopo quella fase immediata ha reagito con il doppio cambio, dando muscoli e un po' di sana cattiveria in mezzo al campo con Calamai e Baclet davanti. Se segna Baclet vuol dire che la squadra e il pubblico si devono far trascinare dal proprio allenatore. Sentiamo allora Vittorio, facciamo un giro di 30 secondi, poi mi pare che andiamo in pubblicità. È vero Enzo, dovremmo andare in pubblicità da qui a qualche minuto, così... possiamo continuare. Allora vai Enzo, vai Vittorio. Allora sì, verissimo, il mister, la squadra ha la sua fisionomia, obiettivamente. Ha una sicurezza di palleggio che non aveva sicuramente nel corso del campionato, una squadra consapevole. La gente ti domanda, no? Perché? Perché è una squadra credibile questa, adesso comincia a convincere anche il tifoso medio, il tifoso occasionale, così come si chiama generalmente. Perché crede in se stesso, è cresciuta la fiducia. Ci crede, non è un caso che nei playoff anche le persone che avevano un'autostima diciamo meno forte come gli attaccanti siano esplosi, hanno segnato chi più chi meno, tutti praticamente. Quindi Cosenza Channel scrive ai nostri amici che anche i bookmaker si sono accorti di questo Cosenza e cominciano a quotarlo con una certa... rientra, anzi, scende. Evidentemente qualcosa dirà. Sicuramente è chiaro a questo punto che il Cosenza fa sul serio e ripeto, adesso la San Benedettese dovrà fare la partita. Benissimo, allora grazie, andiamo subito in pubblicità, poi abbiamo una telefonata col direttore sportivo del Crotone, Peppe Ursino, che ieri era al San Vito, Marulla, a vedere la partita. Sentiremo quello che bolle in pentola sia per quanto riguarda il Crotone, sia naturalmente parlerà del Cosenza, di quello che ha visto ieri appunto al Marulla. Pubblicità, restate con noi, grazie. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Teleeuropa Network ti segue ovunque. Disponibile per tutti gli utenti Android e Apple. Ti aspettiamo. Allora, siamo giunti alla seconda parte di questo speciale di replay del 31 maggio, sono arrivati un po' di messaggi, salutiamo intanto Fabio dell'edicola Giordano, il papà Pasquale, perché sono dei nostri amici carissimi, caro Aldo. Siamo da loro, quindi ci seguono sempre con grande interesse. Io faccio le discussioni la mattina lì con Poi c'è il nostro amico, come al solito, io saluto Roberto Giacomo Antonio, Robertino, Massimo Dione Salvi che dice ieri un grande Cosenza che è sembrato superiore alla San Benedettese, evitiamo di giocare il ritorno solo per il pari perché sarebbe deleterio, sarebbe un grave errore. Poi invece c'è Giuseppe Thomas, come dicevo ieri sera abbiamo vissuto una delle serate più belle qui a Cosenza insieme ai Lupi, è stata una partita difficile, gestita bene da Braglia per lunghi tratti della gara e vinta alla fine con merito. Spero che questo lungo cammino poi ci porti a vincere a pescare e che il meraviglioso pubblico visto ieri sera al San Vito Marulla si possa vedere anche in seguito a prescindere dall'esito dei playoff. Giuseppe Thomas. Ok.
Abbiamo letto queste cose qui, se ci mettiamo in contatto con Peppe Ursino. Nel frattempo io volevo, appunto, era il turno di Aldo, se vuoi aggiungere qualcosa a quello che hanno detto volevo fare, i due. Prima sulla nota del Presidente, torno un attimo indietro. Mi è piaciuta molto, Franco. Sì? Sai perché? La nota di Guarascio. Sì, perché noi che siamo in questa trasmissione da tanti anni e soprattutto abbiamo sempre sostenuto Guarascio anche nei momenti difficili, quando ho dovuto subire anche alcuni insulti, alcune situazioni molto molto brutte, quando è stato preso anche dalla questura e portato via perché qualcuno lo contestava. Da quella partita io ho capito che bisognava essere fortemente sulla posizione di Guarascio. L'avevamo fatto già prima, Franco, però ancora di più si sta dimostrando un presidente che piano piano, con i suoi passi, lentamente, con poche parole, riesce poi alla fine ad essere concreto e ha saputo costruire una squadra e soprattutto ha saputo trovare un allenatore, Franco, perché qui il problema è serio. Qui noi abbiamo un allenatore importantissimo, noi lo stiamo dicendo sempre, abbiamo un allenatore che nella categoria è un lusso. Va immediatamente questo allenatore messo subito nelle condizioni di avere subito il rinnovo del contratto e quando andremo in Serie B ci faremo una bella squadra con 4-5 innesti, perché questa è una squadra che può anche competere, caro Scarpelli, in Serie B. Per cui questa società finalmente ha dimostrato di avere... Adesso però c'è un patrimonio da difendere, 12.000, 11.000 persone allo stadio sono da difendere, non dobbiamo fare l'errore che abbiamo fatto con il Pordenone. Col Pordenone abbiamo fatto quella partita, abbiamo perso, avevamo quel grande pubblico, a un certo punto quel grande pubblico piano piano si è dissolto. Oggi il pubblico è ritornato allo stadio. Questa è una squadra diversa. Oggi questa squadra trascina anche il pubblico, ma trascina anche la periferia, Franco. C'erano tanti amici miei, sono da Fuscaldo, da Paola, da Corigliano, da Rossa, c'era tanta gente che è venuta di fuori, per cui c'è adesso l'entusiasmo nella provincia. Questo entusiasmo Guarascio lo deve assolutamente trasformare in qualcosa di importante. Questa squadra, questa categoria non ci appartiene, dobbiamo assolutamente andare in Serie B. Eccoci qua, dobbiamo andare in Serie B, dice il nostro opinionista Aldo Cenno, ma abbiamo la telefonata, Enzo? Benissimo, abbiamo con noi il direttore sportivo del Crotone, Peppe Ursino. Buon pomeriggio Peppe, eccoci qua. Buon pomeriggio a voi. Tutto a posto Peppe? So che sei al lavoro per mettere su una bella squadra che possa ritornare in Serie A con un allenatore vincente. Guardando un'altra partita. Sì. Sento il rimbombo ma non sento bene Enzo, se puoi... Pronto? Direttore? Io sento bene. E qui non abbiamo il ritorno, vediamo se il nostro amico Michele Cava riesce a girarci un po' la cassa per sentire meglio, perché altrimenti non riusciamo ad andare avanti. Direttore, allora, cosa bolle in pentola nel Crotone? No, adesso dopo una retrocessione così brutta, perché è stato molto brutto, è stato un anno veramente di grandissimo lavoro, poi retrocedere in quella maniera lì fa male. Però, è vero. Però dobbiamo subito guardare avanti, vediamo. La prima cosa da fare è da allenatore e poi cominciamo a fare la squadra, anche se la squadra in grandi linee già ce l'abbiamo in testa, dai. Quindi avete uno zoccolo duro importante, direttore, no? Sì, parliamoci chiaro. Si parla di Stroppa, si parla di Oddo, si parla di tanti altri allenatori, perché poi Crotone è anche una piazza ambita, se vogliamo. Sì, sinceramente ci sono stati degli allenatori importanti che si sono offerti di venire a Crotone, però noi lavoriamo in un determinato modo. L'allenatore deve essere parte integrante del gruppo, della società, in base ai giocatori che abbiamo, bisogna prendere sempre l'allenatore. Quindi... Sentiamo Vittorio Scarpelli una domanda per il direttore, poi Aldo Cenno, e poi parliamo del Cosenza, della partita che ha visto ieri il DS Ursino del Crotone, appunto tra Cosenza e San Benettese, per vedere come la inquadra. Partiamo con Vittorio Scarpelli. Direttore, buon pomeriggio. Gazzetta del Sud. Grazie. Direttore, io approfitto della sua presenza appunto qui oggi e ieri, se vogliamo, anche allo stadio, per chiederle una cosa. Ci sono un paio di giocatori, a mio giudizio, del Cosenza, e lei da addetto ai lavori lo avrà sicuramente, se ne sarà sicuramente accorto, che a mio giudizio possono anche valere il salto di categoria. Due in particolar modo da un po' di tempo si stanno mettendo in evidenza, Secco e Diretto.
Giocatori come Palmieri e Tutino meritano la Serie B a prescindere da come andrà il campionato del Cosenza? Sicuramente sì. Io ero venuto oltre a vedere la partita, a vedere determinati calciatori, sia da una parte che dall'altra, e sinceramente sono rimasto sorpreso della partita stessa. È stata una bellissima partita, perché ho visto tante partite di Lega Pro, di Serie C, che se le dico dopo mezz'ora io non li guardavo più, perché non sapevano fare 2 passaggi consecutivi e tutta questa storia qui. Però ieri sera ho visto una bellissima partita e ho visto una grandissima squadra, ho visto una squadra che secondo me può arrivare fino in fondo e tentare veramente quest'anno la Serie B. Grande merito all'allenatore, perché Braglia. ho visto una squadra molto impostata molto bene anche dal lato tecnico. Sono veramente, ho visto una bellissima partita e ho visto un'ottima squadra. Meritava molto di più del risultato di 2-1, questo è sicuro. Aldo Genova per il direttore. Buonasera, salve. Guarda, io una domanda che le faccio è questa. Io mi dispiace moltissimo da tifoso del Crotone come calabrese, è un peccato non avere più il Crotone in Serie A, però purtroppo è andata così. Ma la domanda che le vorrei fare è questa. L'ho detto anche in trasmissione, quindi le chiedo scusa se eventualmente lei la ritiene un pochino... Cioè io ritengo che nel momento in cui è andato via Nicola, avere messo in campo un allenatore come Zenga, che era un allenatore con un carattere particolare, scusami, ho detto sempre anche che era è un po' presuntuoso questo allenatore, non sarebbe stato meglio prendere un allenatore di esperienza, perché poi abbiamo visto che con la sciagurata partita in casa con la SPAL ha determinato la discesa del Crotone in Serie B. Io onestamente non avrei preso Zenga, ma avrei preso un allenatore di esperienza capace di poter portare il Crotone alla salvezza. Purtroppo poi c'è stata anche l'esclusione dalla rosa della società di un nostro concittadino, l'amico Caligiuri, che era un collante nello spogliatoio. Volevo sapere come mai tutto questo a Crotone, che lei sa, lei è una persona per bene, una persona ben pensata, uno che conosce il calcio. Mi meraviglio che sono stati fatti 6 errori, si possono definire queste scelte. Quando uno non è dentro la società, dentro l'ambiente, può pensare tante di quelle cose, può pensare di quelle cose che ha detto lei, le devo dire con grandissima sincerità, non è vero niente. Cioè dal lato gestionale, dal lato come le devo dire, di scelta di uomini, non è così. Per quanto riguarda Nicola, nel mondo del calcio si pensa sempre che il risultato è fatto dall'allenatore e dai giocatori. Io dico che dietro un grandissimo risultato ci deve essere per forza una grandissima società. Vero, vero. E quindi le dico semplicemente una cosa. L'anno precedente, quando ci siamo salvati all'ultima giornata, se la società non fosse stata forte, dopo 7 sconfitte tutti cambiavano allenatore. Invece a Crotone non è successo e non succederà mai. Quest'anno è stata una scelta dell'allenatore e secondo me ci ha messo in grandissima difficoltà, perché non eravamo preparati a cambiare mai l'allenatore. L'allenatore che è arrivato aveva delle differenze, io lo conoscevo, aveva fatto molto bene, specialmente quando subentrava, ha vinto 2 campionati all'estero. Le dico che anche a me mi ha sorpreso moltissimo il lavoro. Come carattere parlavo io, come carattere, ci mancherebbe, non ho messo in dubbio la professionalità, forte, ci mancherebbe. Carattere forte, carattere di grande personalità. Poi siamo tutti umani, possiamo tutti sbagliare. Io penso che quando c'è una retrocessione ci sono stati degli errori. Gli errori l'ha fatto l'allenatore, l'hanno fatto i giocatori e l'ha fatto la società. Quindi non dobbiamo mai dare, quando c'è una sconfitta, sempre la colpa è di questo e la colpa. Però le dico con grandissima sincerità,
le cose all'esterno sono una cosa, all'interno sono un'altra. Io penso che quello che è successo quest'anno a Crotone è stata una retrocessione troppo brutta. Oggi ho sentito l'intervista del mister. Sì, l'ho letta pure io. Guarda, lui ha detto lì una sacrosanta verità. Ci sono stati degli episodi quest'anno molto, ma molto dubbi, e quindi poi è successo quello che è successo. E va bene, si spera, direttore, di ripartire. No, voglio dire un'altra cosa. Sì. A livello mediatico, a livello di tifosi, sia nostri sia fuori, come se non fosse successo niente. Si riferisce E a questo Fiorentina è una grandissima si riferisce cosa. a Fiorentina Cagliari, Presidente, Fiorentina Vabbè, Cagliari. Aldo, non facciamo polemiche. No, non dico questo. No, sta dicendo un'altra cosa il direttore, ha detto come se non fosse successo niente, che la squadra è retrocessa perché... Esatto, perché è maturo il pubblico di Crotone, della provincia. Esattissimo. Comunque. Direttore, allora in bocca al lupo, sperando che il Crepi Crotone il lupo. possa rimettersi Grandissimo in bocca in al lupo pista, al in Crotone. sesto, e sperando che il prossimo anno ci possa essere questo derby rosso-blu. Mai dire mai, mai dire mai. Perché veramente ieri mi sono divertito, che è la cosa principale. In bocca al lupo, grazie Peppe, grazie, arrivederci. Grazie, arrivederci. E allora torniamo in studio. Peppursone è stato chiaro, più chiaro di così. Chiarissimo, anzi. O no? Ha detto che quando si vince eccetera, dall'esterno è un discorso, all'interno un altro, quando si perde all'interno è una cosa, all'esterno un'altra, si vince con la società, quindi ha fatto capire anche tante cose della passata stagione. O mi sbaglio? Io vorrei però un attimo, prima di dare appunto pensieri e parole in linea a mister Gagliardi, vorrei ricordarvi, per chi volesse intervenire, il numero telefonico 0984 84 17 20. Quindi se qualcuno vuole porre qualche domanda ai nostri ospiti lo può fare tranquillamente. O 0984 84 17 20. Mister. Sì, da uomo di calcio qual è? Il direttore ha detto le cose più semplici ma giuste che si debbono dire in questi momenti. Chiaro che ci sono delle responsabilità quando si retrocede, ma è altrettanto umano e sincero tenerle nel segreto delle stanze, al chiuso, perché non serve a nulla fare polemiche. Visto che la tifoseria è stata così matura nell'assorbire questa amara retrocessione, adesso magari ci si deve preoccupare a come non disperdere comunque questo calore che è rimasto tra la tifoseria della squadra, e come ripartire, perché l'unico errore che adesso può fare il Crotone, Regina insegna, è pensare alla Serie A vissuta e sottovalutare una Serie B che invece rimane un campionato ancora degno di nota. Benissimo, e allora se siamo pronti io direi di andare a sentire le interviste. Non so, c'è una telefonata forse, no? No. Allora, vogliamo andare a sentire Braglia, Enzo Leonetti, vediamo quello che ha detto Braglia ieri sera nel post partita, grazie. Di fedeli io porto rispetto a tutti, poi ognuno vede il calcio come vuole, io ci mancherebbe altro. Noi abbiamo fatto la partita che dovevamo fare, abbiamo avuto qualche occasione, l'abbiamo sbagliata, abbiamo fatto un errore e l'abbiamo pagato caramente, perciò è tutto aperto, ci vorrà una grande prestazione là, perché là loro si trasformano, diventano molto più aggressivi, molto più intensi e molto più pericolosi, perciò noi dovremo fare di tutto per impedirgli di fare queste cose. Della partita è soddisfatto? Del risultato è soddisfatto? No, meritavamo di vincere con più gol di scarto, almeno per come ho visto io la partita, poi il calcio, lo ripeto, ognuno lo vede come gli pare. A mio parere abbiamo fatto una buona gara e meritavamo di vincere con più gol di scarto. Poi il calcio è quello che è e dobbiamo accettare il risultato del campo, ci mancherebbe. È ancora il 50% delle possibilità per il potenza alla Samp? Secondo me 51 Samp e 49... Come ha detto Cruciano. Dicevo, come ha ripetuto le stesse cose, amici carissimi che ci seguite da casa, mister Braglia, che aveva già detto in conferenza col Trapani, ossia 51 per gli avversari e 49 per il Cosenza. Vittorio Scarpelli, cosa vogliamo dire? L'assunto di questa conferenza stampa, mi sembra che sia stato chiaro. Braglia, no, potevamo vincere con più gol di scarto, eccetera, eccetera, sarà una San Benedettese diversa, in casa. A Riviera delle Palme.
Vediamo chi ha il telefono. Una bella partita. Pronto? Buonasera. Buonasera, chi parla? Tonino Tocci. Ah, ciao buonasera. Tonino. Si sente un po' lontano. Sì, prego Tonino, puoi andare. Dunque, intanto saluto a tutti. Grazie. A Gagliardi, a Scarpelli e ad Aldo Cenno. Grazie Tonino. A proposito di Aldo, volevo domandare ad Aldo se si ricorda il marcatore di ieri. Perché? Perché questa provocazione? No, non è una provocazione, è una cosa simpatica secondo me. Sì, vabbè. E allora Buccini e Baclè. E Marchi per la Sampdoria. E aggiungo Braglia. Bravo, bravissimo. Grazie Tonino, sono d'accordo con te. Senti, volevo fare un saluto a un carissimo tifoso che è un ragazzo di Sabbio, Pasquale Fusari di Acri. Sì, come che è no, un lo salutiamo grandissimo pure noi, tifoso. l'amico. Lo salutiamo. Un abbraccio a tutti e buona trasmissione. Grazie Tonino. Grazie per lo spazio. Allora, eravamo rimasti Vittorio, stava parlando, prego. Il numero comunque in sovraimpressione, lì in basso a destra, 0984 84 17 20. Sì. Ah, purtroppo oggi il mio microfono fa le bizze. Eccolo qua. No. Stavo dicendo che il numero è in sovraimpressione. Sì, dicevamo che insomma Braglia teme giustamente lo spirito che la San Benedettese ha nella Fortino di casa. Saranno, lo hai detto bene tu prima, 15.000 spettatori pronti per preparare questa festa. A Braglia sta il compito di rovinare questa festa ai marchigiani. Io penso che lui abbia detto tante cose, chiaramente non tutte, però portarsi lì con 2 risultati su 3 è comunque un'ottima cosa, perché lui sa come vivere queste partite. Poi nel calcio, quando c'è solo un gol da fare, basta un episodio negativo per cambiare tutto quanto. Però io penso che il Cosenza sia arrivato dove voleva essere alla vigilia, ovvero con 2 risultati su 3. Poi è chiaro, tutti avrebbero potuto vincere 3-1, 4-1, però alla fine si è rischiato anche di tornarsene, di andare lì dovendo necessariamente vincere, perché il pareggio ci avrebbe quasi condannato, secondo me. Siccome Braglia ha parlato di Fedele, in attesa di altre telefonate, ripeto 0984 84 17 20, io direi di andare a sentire, caro Enzo Leonetti, quello che ha detto il presidente della San Benedettese Fedeli, perché nel suo dire c'è stato qualcosa che ha irritato non solo Braglia ma tutto lo staff societario del Cosenza Calcio. Andiamo a sentire Fedeli, grazie. Una bella partita, noi gli ultimi 20 minuti ci siamo abbassati troppo e abbiamo preso un gol, ci sta. L'avevamo ripresa molto bene, avevo visto loro abbastanza contratti i primi 25 minuti del secondo tempo, però dopo ci siamo abbassati troppo, anche perché con l'uscita di Bellomo un fallo un po' cattivo da parte di chi non lo so, l'ha pestato e ci ha costretto a uscire fuori, e questo è antisportivo, comunque ci sta pure questo. Sì, ora ricominciamo con le possibilità, vediamo, domenica giochiamo a San Benedetto, cerchiamo di fare la nostra partita. Abbiamo la possibilità di passare perché non siamo inferiori al Cosenza, speriamo di potercela fare, abbiamo 2 risultati su 3 e aspettiamo un attimino quello che succede domenica. Ha sbagliato, stavo commentando, ha sbagliato, ha detto abbiamo 2 risultati su 3, non è così Presidente Fedele della San Benedettese, perché la San Benedettese ha un solo e unico risultato che è la vittoria, che è un pareggio, una vittoria del Cosenza manderebbe praticamente, metterebbe all'angolino la San Benedettese e farebbe passare naturalmente alle semifinali il Cosenza. Allora chi vince incontrerà Vittorio una tra Viterbese o mi pare Sud Tirol. Allora, Mister Gagliardi, vogliamo dire qualcosa su quello che ha detto questa notte in sala stampa Fedeli? Hanno azzoppato Bellomo, che è un giocatore che riesce a giocare bene la palla tra le linee, eccetera, è uno pericoloso. Allora, da operatore e quindi da allenatore ha fatto bene Braglia a deviare qualsiasi discorso extracalcistico, perché Fedeli sta rifacendo la strada e mi auguro la fine di quello che ha detto Camilli, presidente della Viterbese.
No, vai avanti che abbiamo una telefonata, subito dopo la diamo la linea. Per quanto riguarda invece il discorso puramente calcistico, io ritengo che saranno loro a doversi preoccupare, perché vedendo le caratteristiche dei loro difensori, dei centrocampisti che sono abbastanza lenti e compassati, dare spazio e profondità a giocatori come Okereke, Tutino e i nostri centrocampisti, se stanno bene, come Bruccini e Munco senza palla, probabilmente avranno anche loro dei grattacapi. Allora io volevo aggiungere qualcosa, perché ho ricevuto un messaggio dal collega Maurizio Compagnoni di Sky, che è la prima voce di Sky la domenica sera alle partite in posticipo, e mi dice, gli avevo chiesto un parere, visto che lui è di San Benedetto del Tronto, ma si sa che bisogna essere super partes, come ovviamente lo sono tutti i giornalisti anche che seguono il Cosenza, compreso il sottoscritto. Ciao Franco, dice, per quanto riguarda la partita devo dire che è stata molto divertente, credo che alla fine il risultato sia giusto. Questo è quello che ha detto Maurizio Compagnoni, che oltretutto è nativo di San Benedetto del Tronto, quindi super partes. Vittorio ha inquadrato la partita in questo modo. Sì, l'ha inquadrata abbastanza bene, tra l'altro è un personaggio molto umile anche. Persone per bene, sì, molto preparato professionalmente. A Milano lo trovai in metro, ritornava dopo aver commentato Inter-Barcellona, sì, non una partita qualunque, una semifinale di Champions, ritornò in metro, quindi alla fine è giusto questa piccola chiosa. Risultato giusto, obiettivamente forse sarebbe stato più giusto un risultato rotondo, però alla fine voglio dire, insomma, sì. Poteva chiudersi con un altro risultato. Vediamo chi ha il telefono. Pronto? Ciao, pronto, sono Franco da Cosenza. Buongiorno signor Franco, buon pomeriggio. Volevo chiedere ai vostri cortesi ospiti questo. Voi credete che la diretta che ci sarà domenica sia una tutela nei confronti del Cosenza? Ecco, bella domanda. O che l'arbitro possa fare da protagonista e poi diciamo, andare più avanti in Serie B? Poi volevo dire un'altra, che oltre a Compagnoni c'è anche Federico che dico... Come no, l'abbiamo menzionato la settimana scorsa. Va bene. Vi ringrazio. Grazie, salutiamo Gianni Federico, che pure lui nello staff di Sky, grande tifoso del Cosenza, e quindi so che c'è una disputa lì a Sky, che Compagnoni di San Benedetto e naturalmente tifa per la San Benedetto, se il nostro Gianni Federico, che è il fratello di Carlo, direttore generale, non so, è addetto alle istituzioni eccetera, ai rapporti istituzionali, salutiamo entrambi. Allora, bella domanda quello di questo telespettatore, nel senso che l'arbitro, visto che sarà in diretta la gara tra San Benedettese e Cosenza su Rai Sport domenica sera alle 20:30, sarà condizionato meno o dall'altra parte potrà fare il protagonista? Io una risposta per me ce l'ho, sentiamo quella di mister Gagliardi. Guardi, intanto io ti dico che ti sembrerà strano, ma io non ho mai chiesto il nome dell'arbitro prima di una partita, non l'ho mai ritenuto fondamentale, perché comunque a lungo andare, anche se vogliamo credere a un calcio pulito, se poi vogliamo pensare ad altro non lo so, ma non mi sembra neanche questo il caso. La partita sarà determinata dagli episodi, e gli episodi li determinano i giocatori quando entrano in campo. Sentiamo Vittorio Scarpelli sulla domanda del nostro telespettatore, poi andremo in pubblicità e poi continueremo fino alle altro quarto ora 20 minuti. Vai Vittorio. Io sposo la tesi del mister, non mi piace la dietrologia, ovvero pensare che gli arbitri siano a determinare i risultati, anche perché ci è andata male quest'anno, l'unica volta che il mister simpaticamente ha chiesto un arbitro, la prima volta che gli è arrivato lo ha espulso, quindi alla fine il calcio da questo punto di vista non è poi così sporco come si possa pensare. Credo molto nel Cosenza e nella superiorità mentale e anche tecnica in una partita del genere, quindi io penso che l'arbitro dovrebbe, a prescindere dalla diretta, dovrebbe inventarsi qualcosa di incredibile per metterlo in difficoltà, quindi io spero che il Cosenza mantenga questo standard, il resto onestamente non mi preoccupa né la San Benedettese né l'arbitraggio. Benissimo, allora andiamo in pubblicità, poi avremo gli ultimi 15-20 minuti, ascolteremo le telefonate, ripeto il numero 0984 84 17 20, restate con noi, linea alla rete, pubblicità, grazie. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Teleeuropa Network ti segue ovunque. Disponibile per tutti gli utenti Android e Apple. Ti aspettiamo.
Allora, salutiamo un po' di amici, di amiche, anche Venere De Brasi da Cittadella, una super tifosa del Cosenza, segue sempre, manda sempre dei messaggi, eccetera, e quindi come tanti altri, diciamo, che sono sulla zona sia tirrenica che ionica. Allora, io ripeto il numero per quest'ultimo quarto d'ora, 20 minuti di trasmissione di questo appunto replay speciale, 0984 84 17 20, abbiamo risposto a quel signore di poco fa ricordando il fatto che San Benedettese Cosenza sarà in diretta su Rai Sport alle 20:30 domenica sera. Allora facciamo un altro giro, ecco, cosa deve fare secondo un allenatore il Cosenza e cosa non deve fare, non per carità per dare consigli a braglia, ci mancherebbe, ma come ecco, Gagliardi come potrebbe comportarsi in una gara di ritorno dove c'è una qualificazione in atto per le semifinali di un playoff. Aspetta un attimo, la telefonata e poi facciamo rispondere a mister Gagliardi. Vediamo chi è in linea. Pronto? Franco, ciao, sono Cosimo. Ciao. Ah, ciao Cosimo, Cosimino Smilari. Buonasera Cosimo. Come va? Tutto a posto? Tu? La voce dopo la partita di ieri si è perso anche la voce. Alza un po' la voce perché non riusciamo a sentire. Ciao. Ma a questo punto salutiamo anche Cristian del Tina Pica perché so che insomma noi ci incontriamo sempre lì, siamo sempre insieme e quindi anche lui sta seguendo con noi il grande Cristian la trasmissione. Allora, puoi dire tutto quello che vuoi. No, sono senza voce, sono contento per il risultato di ieri, io mi auguro che i ragazzi anche domenica meritano di passare il turno perché oggi credo che una squadra che su 5 partite ne ha vinto 4 merita solo di andare in semifinale e in finale. È una squadra in forma, è una squadra che sta dimostrando la forza, è una squadra che è uscita fuori in questi playoff e si è trasformata radicalmente grazie a mister Bravi. La realtà è una squadra che gioca come non ha mai giocato, ho visto dei giocatori, vedi Dorazio e vedi il Palmiero, un ragazzo di 18 anni che ieri sembrava un veterano in quel campo, Franco. Io sono rimasto ieri a vedere questi ragazzi, veramente un plauso a mister Blai e anche a noi tifosi. È vero, e ieri ce n'erano tanti di tifosi, un'ottima cornice di pubblico. Insomma, ieri il Marulla ha spinto alla vittoria, dobbiamo dire, come ha detto anche il Presidente del suo comunicato, ha aiutato tantissimo la squadra ad arrivare al 2-1 finale di Baclette. Ok, io saluto i tuoi ospiti, sempre bravi, gentili e te soprattutto, Franco. Okay. Grazie Cosimo, grazie. Un grande abbraccio, ciao. Grazie, allora facciamo rispondere mister Gagliardi, nel frattempo aspettiamo qualche altra telefonata alla domanda che ti avevo posto prima. Sì. Come si prepara ecco una partita? Partirei da questa nota meritata di su Cosimo. Palmiero, dove ho sottolineato che ieri per la prima volta l'ho visto alzarsi con i tempi giusti, con la giusta cattiveria, anche in vasti non possesso addirittura l'ho visto attaccare i difensori che salivano palla al piede e questa deve essere una costante anche al ritorno. Proteggerei la squadra dall'ambiente perché adesso... Partono domani mattina, questa notizia parte venerdì mattina la squadra. Questo è positivo perché l'ambiente, l'entusiasmo non deve intaccare quella che deve essere la concentrazione e la cattiveria agonistica che la squadra deve mantenere perché se è vero che la San Benedettese fa del suo campo il suo forte, è altrettanto vero che il Cosenza fuori casa quest'anno spesso e volentieri ha fatto male a chiunque. 0984, allora mi dicono dalla regia, 84 17 20, Vittorio Scarpelli, vediamo se sei d'accordo con quello che ha detto mister Gagliardi su come si preparano questi ultimi 90 minuti. Io non farei vedere le mie carte, aspetterei la prima mossa della San Benedettese, perché poi il Cosenza ha le frecce, alle armi per poter far male, perché no anche di rimessa, non è che bisogna schiacciarsi, anche perché schiacciarsi significherebbe... Lo ha detto anche Baclette ieri sera. Non è la cosa giusta, però giocare una gara accorta, consapevoli delle proprie caratteristiche che in questo momento sono quelle di grande solidità. Di grande solidità, prima di dare la parola ad Aldo vediamo se c'è un'altra telefonata, se possiamo andare in diretta a sentire il nostro telespettatore. Pronto? Ciao, sono Giusy Sabato. Ah, buonasera, buon pomeriggio. Tifosa del Cosenza immagino, sì? Cosa? Tifosa del Cosenza? Molto, anche di più. Cosa vuole dire? Se lo posso dire, sono anche la nipote di Tonino Tocci, quindi fatevi... Ah, la nipote di Tonino, benissimo.
volevo riallacciarmi un attimo al comunicato del Presidente, al ringraziamento del Presidente riguardo diciamo, il pubblico di ieri. Ieri il pubblico è stato non eccezionale, forse anche di più. Ha risposto a quello che il Presidente chiedeva in settimana e che io ho letto su Facebook. Praticamente lui chiedeva una massiccia presenza dei tifosi perché in questo modo poteva essere il 12° uomo in campo. Bene, penso che ieri questo l'abbiamo dimostrato. Ora io vorrei rivolgere invece al Presidente una domanda? Non più che una domanda, gli vorrei dire: Presidente, confermi più che possibile questa squadra, confermi l'allenatore e non smantelli come al solito e che tutti i nostri Questo è motivo di discussione in questi ultimi minuti. Abbiamo capito perfettamente, è una domanda mirata, centrata, è un messaggio importante. Perché alla fine, voglio dire, vada come vada, perché nessuno di noi ad ottobre avrebbe scommesso un centesimo su quello che invece adesso stiamo facendo. Quindi, che posso dire? Auguri, un bocca al lupo e che veramente i nostri sogni si possano realizzare, perché Cosenza Città e Cosenza Sportiva non merita assolutamente questa categoria. Benissimo, grazie alla nipote di Tonio Tocci, signora Sabato, mi pare, no? E allora, Aldo, era il turno tuo, mi pare che sia stata molto chiara, no? Molto Dice, il Presidente ha chiesto il pubblico allo stadio, il pubblico è venuto, ora il Presidente... Molto pertinente il ragionamento fatto dalla signora Sabato, che condivido in pieno, e le dico anche che tutto quello che avverrà dopo i playoff. Se noi andiamo in Serie B è chiaro che questa squadra deve essere fortemente puntellata, perché la Serie B non si può affrontare in una certa maniera, e quindi io penso che bisogna aspettare per programmare eventualmente quello che poi dovrà essere. E chiaramente il Presidente Guarascio ieri, io l'ho visto elettrizzato, vedere quella folla in quella maniera, vedere tanta gente che si è affezionata a questa squadra, vedere essere partecipi in ogni momento della partita, un tifo veramente eccezionale, esalta chiunque. Guarascio, che non aveva nessuna voglia di fare calcio, non sapeva neanche che cosa era il calcio tempo fa, 4-5 anni, oggi è diventato il primo tifoso del Cosenza, ed è il primo che quando il Cosenza fa non un gol ma un'azione si alza e tifa. Quindi noi dobbiamo assolutamente assecondare questo, dobbiamo evitare di fare le sciocchezze che abbiamo fatto qualche settimana fa. Ha detto di non smantellare, di riproporre Braglia. Io posso assicurare per le competenze, per il rapporto che mi lega al Presidente, che non sarà sicuramente non ci sarà nessuno, anzi ci sarà sempre di più una squadra, o quest'anno o il prossimo anno, che punterà sicuramente alla Serie, perché come ha detto la signora Sabato e condivido, il Cosenza non merita assolutamente, ma il pubblico non merita questa categoria. Questo pubblico che però deve essere conseguenziale, non deve venire soltanto al campo sportivo quando si vince, anche quando si perde si va al campo perché una partita, 2 partite si possono perdere, perché questo è il calcio, ogni partita, come si dice, fa storia a sé. Benissimo, allora 0984 84 17 20, il numero di telefono per chi volesse intervenire. Io volevo chiedere a mister Gagliardi questo, di inquadrarmi un po' questa San Benedettese, perché ieri poi si è schierata più o meno a specchio 3-5-1-1 con Bellomo che giocava a ridosso di questo Miracoli, che per la verità ha toccato pochissime palle. Sì, davanti sono stati quasi nulli. E diciamo che le insidie maggiori, guarda caso, può essere un vantaggio o un limite, le hanno creati i 2 esterni, Rapisarda da una parte e Valente dall'altra. Prego. Poi un attimino, certo, perché abbiamo capito Rapisarda e Valente, i 2 esterni. Vediamo un attimo che è in linea, così rispondiamo prima a questo e poi facciamo continuare mister Gagliardi. Vediamo che è in linea. Pronto? Buonasera, salve, sono Lorenzo. Può alzare un po' la voce per favore, perché abbiamo il ritorno in studio che è molto basso. Pronto? Sì, adesso la sentiamo bene. Ha detto che si chiama Tommaso? Lorenzo, allora, vada. Buonasera, salve. Buonasera. Senta, una cortesia, io volevo fare un applauso alla squadra perché sta giocando veramente bene.
E poi volevo fare un appello al Presidente. Sì. Presidente, spinga questa squadra fino alla finale di Pescara, perché potrà rimanere negli annali di questa squadra come il Presidente che l'ha portato in Serie B dopo Pagliuccio. Quindi non so se il Presidente ha capito che cosa importantissima per noi tifosi e per la città. Forse questa cosa qua è stata sottovalutata, però dopo tanti anni, dopo quasi 20 anni, riusciamo forse a avere qualche spiraglio nei professionisti. Ma penso che il Presidente lo sappia, lo abbia messo in conto, perché insomma lui adesso, come diceva Aldo, è entrato in questo discorso passionale, titoli sui giornali, fotografie, interviste, un po' come tutti i presidenti, a partire dalla Serie A, vediamo De Laurentiis, vediamo il Presidente della Roma, vediamo il Presidente della Juve Ancagnelli. Voglio dire, chi si innamora del calcio poi difficilmente questa malattia, come dicono gli ultra, può andare via. Con la realtà che possiamo far parlare di noi oltre il dovuto, perché comunque in questi anni ci hanno un po' offuscato, però stiamo rientrando alla grande. Vabbè, grazie al Presidente Guaraccio, perché il Cosenza è su un binario praticamente di lealtà sportiva, di fair play sportiva, di pagamenti in regola, un po' come ha fatto pure il Rende, non farà mai parlare il Cosenza Calcio di penalizzazione. Grazie per essere intervenuto. Complimenti a tutti, arrivederci e forza Lupi. Ok, grazie. Allora, il mister Gagliardi sta facendo una squadra che gioca con due esterni alti, da una parte Rapisarda. Ha giocato con te Rapisardo? No, l'anno prima c'è. L'anno prima c'è stato, e a sinistra questo Valente che non mi è dispiaciuto. Sì, sono quelli che mi hanno lasciato sinceramente se dovessi domani prendere due giocatori, prenderei loro due dalla San Benedettese. Detto questo, come complesso non mi sembra un complesso diciamo, che ti può creare dei problemi se non lasciarli giocare, non alzare i ritmi, cose che il Cosenza dovrà necessariamente fare. Ripeto, anche perché non vedo un giocatore capace, al di là di Bellomo, di creare una superiorità per lo quale né in mezzo al campo né da altre zone. Quindi è una squadra abbastanza simile come caratteristiche, però nel complesso il Cosenza è sicuramente più forte e questa forza la dovrà far valere ritaccando e rispondendo colpo su colpo a quello che la San Benedettese proporrà a livello offensivo. Poi da queste telefonate si evince appunto un discorso già futuristico che io sia da tifoso sia da allenatore preferirei non sentire, perché c'è un ritorno. Ci auguriamo una semifinale e ancora una finale, c'è tanta strada da fare, dobbiamo pensare a domenica e come aiutare la squadra a farla superare questo ostacolo. Questo è il pensiero e l'idea naturalmente di mister Gagliardi. Una cosa la dice Vittorio, ci sono ancora altre partite da giocare, intanto i 90 minuti di domenica prossima a San Benedetto del Tronto, e poi come tutti ci auguriamo ci sarà una semifinale con andata e ritorno, ricordiamo le date, il 6 e il 10, se il Cosenza dovesse, come ci auguriamo tutti, superare il turno di San Benedetto, poi giocherebbe la prima in trasferta, però non metto troppa carne a cuocere, altrimenti poi i nostri amici già con le 1000 telefonate, ho dovuto chiudere il telefono, Vittorio, perché hai visto, no? Si lavora un po' in difficoltà, mentre abbiamo un telefono che è 0984, una linea 84 17 20 sulla quale possono praticamente telefonare i nostri amici telespettatori. E quindi stavo dicendo, come inquadriamo, Vittorio, lo chiedo anche a te, questa partita del ritorno e questa San Benedettese, se cambierà modulo, se dal 3-5-2 passerà al 4-2-3-1, che poi è il modulo che Moriero ha portato avanti a Crotone, a Catanzaro e anche in altre città. Vediamo la telefonata prima. Pronto? Pronto? Buongiorno, sono Pasquale da Cosenza. Buongiorno signor Pasquale. Volevo sapere un'informazione. Per quanto riguarda mister Braglia, si sa già se rimane che andiamo in Serie B o Cosenza rimane in Serie C? La faccio rispondere subito da un collega di Gazzetta del Sud, va bene? Solo questa era la domanda? No, un'altra cosa. Vorrei sapere, la San Benedettese, sì? A quanti punti è arrivata alla prima e con la prima che cosa ha fatto in casa davanti a tanti spettatori? Se è una allora, che questo glielo posso dire io, la San Benedettese era nel 62-63, il Padova aveva fatto 50, se non vado errato, il contrario, diciamo, è arrivata a 6 o 7 punti. È arrivata terza, è arrivata terza al terzo posto in classifica, ecco perché. Come risultati con la prima in casa cosa ha fatto? Con la prima chi? Col Padova? No, è col Padova, per dire se dovremmo andare a guardare il database, onestamente, poi glielo posso mandare. Vabbè, quindi diciamo c'è una distanza considerevole dal Padova, diciamo, di punti. Intorno a 12 punti ci sono.
E allora vuol dire che noi possiamo battere, perché il Padova è una squadra molto forte, l'ho vista, è fortissima. Quindi secondo Vabbè, ma nel calcio, specialmente in queste partite, poi può succedere di tutto, al di là dei credo punti. che gli spettatori, quando ci sono troppi spettatori, i giocatori potrebbero avere anche dei problemi psicologici. Se non hai grandi giocatori di esperienza, poi perdere la testa e fanno fallacci, e quindi noi potremmo approfittare dell'esperienza che abbiamo noi. Però le dico subito, se non ricordo male, Vittorio, il Cosenza ha chiuso a 54, giusto? Sì. Al quinto posto, loro mi pare 53 al terzo posto. E sabato ho chiesto proprio in conferenza stampa a Mister Braglia se noi abbiamo comunque giocato due partite, una differenza tra girone B e girone C. Lui ha detto no, sono comunque gironi tutti interessanti. Rispondiamo magari alla domanda su Braglia. Il discorso è questo. Rispondi Vittorio, grazie. La conferma di Braglia, proiettandoci, anche se magari come dice giustamente il mister è bene stare ancorati, ma rispondiamo al tifoso, la conferma di Braglia sarebbe comunque positiva per due motivi, sia perché vorrebbe dire che la strada che tutti sogniamo è stata intrapresa, sia perché la vorremmo intraprendere. Braglia è stato chiaro. L'anno prossimo io, o comunque la mia ultima esperienza su una panchina deve essere, su una panchina insomma di Serie C, deve essere per vincere il campionato. Quindi se non dovesse riuscire quest'anno ritenterebbe l'anno prossimo, ergo se dovesse ritentare col Cosenza vuol dire che insomma il Cosenza, se non quest'anno comunque l'anno prossimo, tenterebbe direttamente la scalata. Una non conferma, cosa che a questo punto non ci auguriamo, anche perché la strada obiettivamente la stanno indicando anche i tifosi, perché è giusto ascoltare anche loro, hanno il polso della situazione, lo hanno detto, lo scrivono sugli striscioni, lo scrivono sui social, vogliono che Braglia rimanga, bene Braglia. Anche Trinchera si sta prendendo tantissime soddisfazioni, tra l'altro lui ha anche un anno di contratto, è chiaro che rimanendo loro poi possono innescarsi altri rapporti col Napoli per la conferma del prestito di Tutino, Palmieri, insomma di sicuro la strada è quella giusta, però non ci pensiamo adesso, godiamoci il momento. Benissimo, allora diamo subito attraverso il database del nostro tecnico qui di mister Gianluca Gagliardi. Il Padova, rispondendo al signore che ha telefonato poco fa, ha chiuso al primo posto a 63 punti, giusto? Sì, 63. Mentre al terzo posto è arrivata la San Benedettese e di punti ne ha totalizzati 53. Mentre il Cosenza ne ha totalizzati 54 e ha chiuso al quinto 10 posto. punti, 10 punti. Se tanto mi dà tanto, ecco la mia domanda a Braglia alla vigilia, perché dico forse è diverso il campionato, che 54 quinto posto e lì 53 terzo posto. Però hanno giocato due partite in meno. In meno perché c'è il famoso discorso della squadra, eccetera. Aldo Cenna, siamo quasi in chiusura, vediamo se c'è qualche altra telefonata, l'ultima telefonata, 0984 84 17 20, vai. Siamo calmi, tranquilli, pensiamo adesso alla partita di San Benedetto. Il Cosenza sta andando avanti perché... Che ti aspetti tu da questa bolgia? Franco, io ho detto sempre, sto dicendo dalla prima partita che sono proprio come ho visto la squadra fisicamente, come gioca, come è migliorata, perché qui come se noi avessimo incominciato un altro campionato, perché vedere il Cosenza delle prime partite e vederlo oggi, finché noi siamo su un altro pianeta, c'è un altro campionato che è incominciato. Il Cosenza, ho detto dall'inizio, proprio dall'inizio, sta giocando questo campionato partita per partita, è come se fosse ogni partita una finale, deve giocarla. Anche a San Benedetto è come se fosse una finale, perché se tu malauguratamente, sciaguratamente sbagli l'approccio alla partita, il pareggio purtroppo, cioè la sconfitta purtroppo di 1-0, se noi dovessimo, siamo fuori. Noi dobbiamo giocare come se fosse una finale. L'approccio alla partita. Il Cosenza, sono gli altri che devono preoccuparsi del Cosenza in questo momento, perché il primo tempo di ieri ha dimostrato che il Cosenza è superiore nettamente alla San Benedettese da tutti i punti di vista e non c'entra niente giocare in casa o fuori. Il Cosenza tra parentesi ha giocato sempre meglio fuori casa, poi c'è l'apporto del pubblico, ma i giocatori del Cosenza hanno giocato ieri davanti e sono già preparati a San Benedetto ad avere 10-12 mila per cui sono gli altri che si devono prendere. Noi andremo con la formazione che il mister Braglia saprà fare, lui sa dosare anche le forze, un allenatore che ne ha vinti già 2 playoff, quindi siamo in buone mani. Poi, signori, purtroppo il pallone, come si dice, è rotondo. Giochiamocela alla grande e giochiamo come se fosse la finale. Non dobbiamo pensare vinti 2-1, siamo già passati, no.
A San Benedetto si va a giocare una partita, un'altra finale. Quest'altra finale deve portare in semifinale. Questo è il discorso, punto. Benissimo, allora abbiamo letto all'inizio, facciamo un po', ricapitoliamo quelli che sono stati gli argomenti che abbiamo trattato. Vittorio, inizialmente è arrivato questo comunicato del Presidente, sul quale poi sono intervenuti un po' di telespettatori che hanno invitato lo stesso Presidente Guaraci a non smantellare, andare avanti con Braglia, al di là di poi come andranno a finire naturalmente i playoff. Volevo sentire anche la tua su questo, perché siamo in chiusura, facciamo un giro, se c'è l'ultima telefonata la prendiamo, altrimenti rimandiamo il tutto poi al prossimo replay di lunedì subito dopo la partita di San Benedetto del Tronto. Noi saremo sempre qui con voi, sempre alle 15, sempre con i telefoni aperti, naturalmente per analizzare quello che sarà successo in questi 90 minuti dei quarti di finale, sperando che il Cosenza possa approdare poi naturalmente nelle semifinali. Vittorio. Sì, diciamo che la linea è abbastanza chiara. La squadra parte domani, si lo sta vuoi andando, dire? sì, la squadra anticiperà come ha fatto d'altronde col Trapani, vuole stare serena, tranquilla, giustamente diceva il mister, lontano da troppo entusiasmo, anche perché la linea è davvero sottile dall'essere dentro e fuori. Un gol è un qualcosa che nel calcio, se ne segnano 3 in 6 minuti, se ne può segnare uno in qualsiasi momento. Verissimo. Quindi il Cosenza non dovrà assolutamente lasciarsi andare, ma ripeto, questa è una squadra che a mio giudizio è abbastanza matura. Se poi la San Benedettese sarà più forte e meriterà, però la partita dovrà vincerla la San Benedettese, perché questo Cosenza regali forse non ha intenzione di farlo. Cosenza più gruppo granitico, non grandissime individualità. San Benedettese che ha questa individualità che dicevamo prima di Bellomo, che ha giocato in Serie A con il Torino, col Chievo Verona. Ieri il presidente Fedeli poi a De Te me l'hanno azzoppato, così colà, come se uno facesse una rondine, facesse primavera, insomma. Ma probabilmente questa è la rovina della sua squadra, quello di essere la prima donna, la star della San Benedettese, questo ma Bellomo. soprattutto quando un presidente porta ad esempio un giocatore come se fosse Maradona, Messi, sminuendo gli altri. Esatto. Anche perché se dovesse analizzare la partita solo della sua squadra, penso che ieri Bellomo sia stato un po' quello che ha frenato la squadra, perché spesso e volentieri ha perso palla per fare una protezione, secondo me, senza nessuna motivazione se non da star, e quindi ha permesso a Cosenza di ripartire. Detto questo, punto a capo, riparto dall'inizio. Io non rimpiango il terzo, il quarto, il quinto, io rimpiango il gol, perché il 2-0 significava poter perdere 1-0. Dato che non è questa la linea da tenere, o 2-1, 3-1, 4-1, bisogna andare a fare la partita, puncolare questi giovani che si chiamano Cherech e Tutino, che se hanno voglia, se non hanno paure, ansie di prestazioni, non li tiene nessuno. Far sembrare questa squadra quello che è, una squadra forte, che avrebbe dovuto essere tra le prime come lo è stata, ma non come punteggio in campionato, e oggi lo sta dimostrando nei playoff. Benissimo, siamo ai saluti finali, caro Aldo. Volevi aggiungere qualcosa? 30 secondi perché ci taglia Leonetti. Io ieri ho notato che non c'è un ambiente bello. Ho visto che tra i giocatori ieri si facevano della Samb. Come no? Quindi c'è nervosismo. Hai notato nervosismo? Ho visto che su alcune azioni i giocatori tra di loro si urtavano, facevano delle cose che... C'è un po' di corrente elettrica. Qualche scarica. Onestamente questo significa che lo spogliato, anche per la presenza del mister che non è venuta in conferenza stampa, è venuto il presidente, la dice lunga. Non lo so, in silenzio stampa da tempo. Benissimo, allora abbiamo chiuso, perché sennò Enzo Leonetti siamo ai saluti finali. Grazie a mister Gagliardi. Grazie a te, arrivederci. Per aver partecipato alla nostra replay speciale, grazie a Vittorio Scarpelli di Gazzetta del Sud e grazie al nostro Aldo Cenemo. Grazie a voi. Allora noi ci rivedremo naturalmente lunedì, ve l'ho detto, parleremo di quello che naturalmente succederà a San Benedetto del Tronto. Lo ripeto ancora una volta, la gara si giocherà alle 20:30 e sarà in diretta su Rai Sport. Grazie a tutti da parte di Franco Segreto, vi lascio ai programmi della rete. Arrivederci! Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Teleeuropa Network ti segue ovunque. Disponibile per tutti gli utenti Android e Apple. Ti aspettiamo!